Lavorare d'estate e intralciare la circolazione a 2 passi dalla Valle dei Templi. Una via crucis soprattutto per gli agrigentini che fanno la spola tra la città e il lido di San Leone. Parliamo dei lavori che interessano la via Luca Crescente e che dovranno proseguire fino alla casa di cura Sant'Anna, dalle parti di Porta Quinta, insomma. Figurarsi che biglietto da visita si sta preparando per i turisti. Non si tratta di lavori urgenti, ma programmati ed eseguiti in piena estate, come se nulla fosse, alla faccia del buonsenso e della civiltà. Quello che si temeva, e lo avevamo puntualmente detto, si sta verificando. Avevamo stigmatizzato la presenza degli operai in prossimità della stagione estiva, con il villaggio Peruzzo nella morsa degli scavi, auspicando che gli operai lavorassero anche il sabato o di notte, come si fa altrove, dove vige sicuramente un modus operandi che rende civile una città. Speravamo che non si arrivasse oltre. Siamo invece a metà luglio e siamo nel caos totale e sembra tutto lasciato al caso, senza una guida, almeno così pare, e senza qualcuno che politicamente chieda spiegazioni sui disagi con un semaforo esasperante a 2 passi dalla Valle dei Templi. Così diventa tutto possibile e tutto lecito, perché siamo ad Agrigento, la città candidata a capitale della cultura.